Amiche e amici del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti e di Vivo Azzurro TV, buonasera, benvenuti allo stadio del Conero di Ancona, dove tra poco scenderanno in campo Ancona e Pistoiese per la finale di ritorno della Coppa Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Tutto pronto per il fischio d'inizio tra poco. Andiamo a vedere tutto quello che accadrà in campo. Prima però l'intervista al coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, Luigi Barbiero. Con Luigi Barbiero del coordinamento del Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, arrivati all'ultimo atto di questa competizione. È una partita importante tra due realtà importanti in un'atmosfera da categoria superiore sicuramente. Questo sì, sicuramente, ma soprattutto per noi è un motivo di orgoglio aver potuto celebrare questa finale con due occasioni di una gara di andata e di ritorno con grande pubblico, grande passione e soprattutto grandi partite. E a proposito di questo facciamo anche una domanda proprio sulla partita, su che tipo di gara si aspetta. L'andata è stata una partita molto bella, anche molto combattuta, alla fine avanti la Pistoiese, oggi Ancona in uno stadio importante cercherà il tutto per tutto. Ma sicuramente all'andata è stata una partita che ha messo in evidenza due ottime squadre, non a caso la classifica di entrambe in campionato è abbastanza eloquente e questa sera ci aspettiamo un'altra partita importante, una bella partita fra due squadre importanti. L'ultima è sulla rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti che tra qualche giorno debutterà la Viareggio Cup. Che cosa bisogna aspettarsi da questo impegno molto importante a cui si tiene molto? Ma per noi è il 20° anno di partecipazione consecutiva, credo che nell'ambito della Viareggio Cup siamo la compagine che ha questa anzianità e questa continuità, e per noi è un motivo di orgoglio. È altrettanto motivo di orgoglio avere un roster di ragazzi che si stanno facendo valere in campionato e che il mister Giannichedda ha scelto soprattutto perché hanno dimostrato di essere nelle amichevoli pre-torneo di essere all'altezza della situazione e che possano ambire alle categorie superiori, che è la mission che la nostra rappresentativa ovviamente ha da sempre. Allora ringraziamo Barbiero, grazie e buona partita. Dunque, queste le parole di Luigi Barbiero, del coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Accanto a me per il commento tecnico c'è Ottavio Palladini. Ciao Ottavio, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, subito con te per un'analisi di quello che ci aspetta con la Pistoiese che ha acquisito un bel vantaggio, ma c'è un Del Conero davvero tutto esaurito. Sì, sicuramente si incontrano due squadre forti. Partita diciamo bella, importante, in uno stadio importante come quello di Ancona, speriamo che sia una bella partita, ma lo sarà sicuramente perché si affrontano due grandi squadre allenate da due grossi allenatori che hanno molta esperienza, quindi secondo me vedremo una bella partita. Ed è assolutamente il nostro auspicio. Intanto andiamo a vedere anche le formazioni che scenderanno tra poco in campo. Queste le scelte, partiamo dall'Ancona, 4-2-3-1, c'è Gucci, Ceccarelli, Buonaccorsi, Rovinelli che rientra dallo polo stop, Sparandeo, Gerbaudo, Gelonese, Zini, D'incoronato, Cericola e Babbi che dovrà sostituire Cucco. Queste le scelte di mister Maurizi. Andiamo a vedere anche invece quelle che sono le scelte di mister Cristiano Lucarelli su 4-3-3 con Giuliani, Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Tempre, Della Latta, Maldonado, Biaggi, Carmud, Rajcevic e Russo. Ottavio, che partita ci aspettiamo da un punto di vista tattico? Ma sicuramente ci sarà un attimo un po' di studio all'inizio, però l'Ancona dovrà cercare di fare gol penso nei primi minuti, perché poi più passerà il tempo più diventerà difficile. Però sicuramente sarà una bella partita perché l'Ancona gioca un bel calcio, oggi magari ha qualche giocatore fuori tipo Coco, tipo Battista, tipo giocatori importanti per la categoria, però sono convinto che faranno una grossa partita di fronte a un ottimo pubblico. Andiamo a vedere anche il percorso, Ottavio, che ha contraddistinto le due squadre con il contributo naturalmente della grafica. Questo percorso dell'Ancona che ha eliminato il Castelfidardo inizialmente, poi la Forse Sempronese, scusate, l'Atletico Ascoli, Valmontone
e poi Unipomezia Francavilla nel doppio incontro, e poi perso il primo round con la Pistoiese, che invece ha eliminato tutto Cuoio, ottavo Alto Pascio, il Vado con un secco 3-0, poi il Lasti, la Correggese e poi il Club Milano nel doppio confronto, con che ha vinto tante sfide anche dopo i tempi regolamentari. Invece Pistoiese che ha fatto un percorso importante. Ti chiedo da tecnico, Ottavio, come si gestisce anche un impegno come quello di Coppa per due squadre che stanno lottando per obiettivi molto importanti in campionato? Ma sicuramente la fortuna è che magari c'è anche la sosta e quindi ti puoi permettere di far giocare anche i titolari, tra virgolette, e quindi questa è una cosa importante sia per l'Ancona che per la Pistoiese. Come abbiamo detto già prima, si affrontano due squadre forti e quindi vorranno cercare di portare a casa la Coppa, perché è sempre diciamo così, un traguardo importante e molto prestigioso. E sicuramente arrivati a questo punto, no, nessuno vuole perdere, nessuno vuole rinunciare a alzare un trofeo che comunque è importante per due società che stanno cercando di tornare nei professionisti, due piazze molto importanti che forse anche un po' per tifo e per ambiente meriterebbero la categoria superiore. Ma sicuramente sì, sia Ancona che Pistoiese hanno un passato importante e quindi cercheranno stasera di onorare questa Coppa nel migliore dei modi. Sono sicuro, come ho già detto prima, che verrà fuori una bella partita e penso che in campionato cercheranno di fare di tutto per tornare dai professionisti, anche poi se sappiamo benissimo che non è mai semplice, perché in Serie D ne vince una sola e quindi sarà molto dura sia per l'Ancona che per la Pistoiese, che stanno affrontando due gironi belli tosti, belli importanti. Andiamo anche a raccontare, abbiamo visto prima la grafica, la terna arbitrale con Michele Buzzola della sezione di Enna, poi giocato da assistente di linea Paolo Camillo della sezione di Roma 1 e Riccardo di Sandona di Piave. Il ruolo di corte ufficiale sarà ricoperto da Matteo Cavaccini della sezione di Lanciano, e sicuramente sfida importante anche per la terna arbitrale. E chiamati a dirigere una gara che indubbiamente sarà molto intensa anche dal punto di vista emotivo. Nel confronto tra i due tecnici c'è il bilancio che pende nettamente a favore di Cristiano Lucarelli. Ti chiedo anche un po' di raccontarci, Ottavio, i due tecnici, Argento Maurizio e Cristiano Lucarelli, dal tuo punto di vista cosa dobbiamo aspettarci? Ma sono due tecnici, come abbiamo già detto prima, importanti per la categoria, perché hanno trascorsi importanti anche in Lega Pro, e quindi parliamo di due tecnici molto esperti. Le società hanno fatto bene a puntare su di loro, perché come abbiamo già detto sono diciamo così un lusso per la categoria, quindi si aspetta squadre molto tecniche e soprattutto anche tatticamente sarà una bella partita. Sicuramente quello che ci aspettiamo lo è stato anche all'andata, nonostante il tempo assolutamente inclemente, con una pioggia battente che è scesa su Pistoia. Oggi manca Rizk, che è sicuramente un'assenza pesante, ma manca anche Cuco nell'Ancona, e quindi sono due elementi chiave che mancheranno in questa sfida. Oggi diciamo sold out. Che sono due squadre attrezzate comunque assolutamente ad sopperire a queste assenze, perché sicuramente sono assenze importantissime, però sia la Pistoiese che l'Ancona hanno in panchina giocatori che possono sostituirli degnamente. Ed aumentare anche, diciamo, l'hype per questa sfida. 12 risultati utili consecutivi contro gli 11 della Pistoiese, quindi sono due squadre che vengono anche a questa sfida con fiducia e con convinzione. Assolutamente sì, l'Ancona la seguo abbastanza, perché essendo marchigiano la sto seguendo sempre, ogni domenica vedo che sta facendo dei grossi risultati, ha fatto un grosso recupero, sia loro che il Teramo hanno fatto un grosso recupero sull'Ostia Mare. La Pistoiese la seguo perché c'è Gennari, che l'anno scorso ho allenato, e quindi è un giocatore
importante per la categoria, ha fatto già 5 gol, un fattore anche, no, nei piazzati. Sì, poi è un giocatore che ha vinto diversi campionati, quindi è importante avere anche questi giocatori che abbiano diciamo così, quell'esperienza per affrontare queste partite che servono soprattutto nei momenti delicati. Chiaramente anche nella Pistoiese gli occhi sono puntati su Della Latte, che è arrivato dal Grosseto a gennaio, colpo importante per la categoria. Sì, giocatore per la categoria importantissimo, perché fino a 2 o 3 anni fa, se non mi sbaglio, giocava in Lega Pro, quindi parliamo di un centrocampista strutturato, un centrocampista che ha gol, che ha personalità, che ha struttura, quindi oltre a lui c'è Maldonado in mezzo al campo, c'è Biagi, che sono giocatori importanti, Bertolo, non parliamo poi di Rajcevic, un giocatore importantissimo, quindi anche la Pistoiese sicuramente è una squadra molto molto forte. Ti chiedo, Ottavio, se da allenatore in queste situazioni è meglio, nei panni dell'uno e dell'altro, fare un avvio più di gestione, o più, soprattutto per quanto riguarda l'Ancona, cercare magari di sbloccarla nei primissimi minuti per poi invertire l'emotività del match? Diciamo che da allenatore è bello rimanere, cioè, sempre concentrati su quello che può essere la partita, poi avere il vantaggio di 2-0 è importante, soprattutto per una squadra forte come la Pistoiese, però non si può giocare su, diciamo così, sul sicuro, perché di fronte a una squadra forte che magari cercherà sin dai primi minuti di sfruttare quegli episodi che potrebbero cambiare l'inerzia di una partita, perché poi, ripeto, se l'Ancona facesse gol nei primi minuti poi diventerebbe molto più difficile per la Pistoiese gestire la partita, tra virgolette, anche se penso che la Pistoiese non gestirà nessuna partita, ma cercherà di fare la sua partita come ha sempre fatto, perché, come ripeto, i due allenatori sono due allenatori esperti e soprattutto molto collaudati per la categoria. Colpo d'occhio importante, tra l'altro, anche la presenza della curva A del Napoli, che è gemellata con l'Ancona. Queste giornate particolari anche di divieti che hanno fatto molto discutere in categorie anche superiori, è bello vedere uno stadio con 2 tifoserie piene. Sì, assolutamente sì, il bello del calcio è anche questo, perché poi lo sfottò c'è fino a quando si rimane nei limiti, e vedere uno stadio così pieno sicuramente in Serie D è una bella cornice per tutto diciamo così, il movimento calcio della nazionale dilettante. E allora entrano finalmente in campo Ancona e Pisa per la finale di Coppa Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Entrambe oggi indossano una maglia celebrativa per l'occasione. Questo è il fischio del signor Buzzone di Enna, chiamato oggi anche lui a una prova importante. Adesso è il momento dell'inno di Mameli, che verrà cantato live dal tenore Augusto Chelsea. Naturalmente lo ascolteremo anche noi qui dalla postazione cronaca. Attenzione, prego. Abbiamo il piacere di avere con noi Augusto Chelsea, tenore marchigiano attivo come cantante d'opera e concertista dal 1994, conosciuto per la sua voce potente e un repertorio internazionale, è stato insignito del premio Marchigiano dell'anno, un riconoscimento che celebra le eccellenze regionali distintesi in ambito internazionale. Il tenore Augusto Chelsea esegue il canto degli italiani, l'inno nazionale di Mameli. Se potete, alzatevi in piedi.
E allora, dopo l'inno di Mameli eseguito da Augusto Chelsea, è davvero tutto pronto per l'inizio della sfida. Il sorteggio tra i due capitani. Veronese e Bertolo. Sicuramente giocare in una cornice del genere, Ottavio, può avere un impatto anche su quello che poi è il campo, no? Assolutamente sì, però abbiamo dei giocatori molto esperti sia da una che dall'altra parte, quindi abituati anche a questa cornice di pubblico. Sicuramente sarà da stimolo. Ancona che dovrebbe attaccare da sinistra a destra, sembra proprio così, con maglia totalmente rossa con finiture oro. Pistoiese invece che gioca con una maglia blu con finiture arancioni e attaccherà da destra a sinistra. E adesso il saluto dell'Ancona, la curva nord che sicuramente oggi cercherà di dare il proprio apporto, anche la preparazione di una coreografia che non è ancora stata sfoggiata. Adesso le ultime operazioni di rimozione dell'allestimento del set scenografico e poi sarà finalmente calcio, sarà finalmente Ancona Pistoiese. Primo possesso per l'olandesina. Terreno di gioco in condizioni davvero eccellenti. Serata ideale per una sfida di questa importanza. E allora, tutto pronto. Si parte, fischiato Buzzone, e allora da Giampaolo Pasquodino, Ottavio Palladini, buona finale, buona Ancona Pistoiese. Ed eccola qui che arriva invece proprio col fischio d'inizio la coreografia della curva nord dell'Ancona con due bandiere, o meglio due strisce rosse, in mezzo una bianca con i colori classici dell'Ancona. Subito possesso Pistoiese, da capire se cercherà subito un approccio offensivo di Mister Lucarelli per cercare il gol che verosimilmente ipotecherebbe il trofeo. Biaggi scarica all'indietro, Bertolo, esserci un problema giro per Zini. Su Gennari, vai pure Ottavio. No, c'è un problema per Zini, ho visto che si è fermato. Adesso andiamo a capire se Zini ha un problema. Intanto
Andiamo a vedere il colpo d'occhio della curva che verrà adesso inquadrata naturalmente dalla nostra regia. Ringraziamo Marco Bella che al coordinamento giornalistico sta occupando di mandarci in onda. Tanto sembra essersi ripreso Zini. Adesso possesso palla, eccola qui la coreografia della curva nord di Ancona. Da poco ha festeggiato un anniversario importante, come vedete anche dalla striscione, 5 marzo 1905, che dopo anni difficili sta cercando di ritornare. Bello anche vedere l'entusiasmo di una piazza come Ancona. Assolutamente sì, parliamo di una piazza, come abbiamo già detto anche prima, storica, quindi vedere tutta questa gente è bello e soprattutto importante per la squadra di casa. Era dagli anni della Serie B 2007-2009 che non c'erano numeri di questa tipologia, e questo è sicuramente un successo dell'attuale proprietà, assolutamente, che ha riportato entusiasmo dopo una grande delusione che ha preceduto, sia per la società ma anche per i calciatori, che sono riusciti a creare un entusiasmo importante dopo anche un'estate di scetticismo un pochettino, però è stato bravo l'allenatore, è stata brava la squadra, è stata brava la società a non mollare, a riportarsi sotto e soprattutto ad arrivare lì davanti, quindi l'entusiasmo della piazza darà una grossa mano. Fasi di studio come immaginavi proprio tu, Ottavio, con squadre che per il momento non stanno affondando il colpo. Chiaramente soprattutto per l'Ancona è importante non prendere gol. Assolutamente sì, in questo momento ci sarà una fase di studio e magari qualche calcio piazzato potrà fare la differenza, perché anche l'Ancona ha dalla sua Rovinelli che ha fatto 5 suoi gol se non mi sbaglio, il difensore centrale, quindi i calci piazzati potranno essere determinanti anche per l'andamento della partita. Adesso però è la Pistoiese in possesso palla, con Bertolo che si predispone per ricevere la palla proprio da Gennari, che invece va verticale, poi di testa a correggere verso Cericola, che viene maltrattato da Costa Pisani. Calcio di punizione per l'Ancona. Ordinata Maurizio Neri, destinata ai più piccoli. Un'altra bella iniziativa della società per cercare di fare quadrato tra squadra e club. Tanti anche tifosi arrivati da Pistoia, deve essere circa 700 i biglietti venduti. Adesso rimessa in zona offensiva per l'Ancona. Probabilmente cercherà la rimessa lunga con la palla direttamente in aria. C'è anche grande affollamento, Gelonese dentro, anche Rovinelli, palla che però viene messa fuori. Rajcevic fa quello che deve fare un attaccante. Calcio di punizione, 5 minuti, ancora poche situazioni. Assolutamente sì, abbiamo già detto fase di studio, c'è una buona intensità comunque. Le due squadre non fanno ragionare, diciamo così, a centrocampo non c'è molto pressing, quindi sarà una partita molto bella, tatticamente molto, molto bella. Adesso Gerbaudo va a rubare il tempo a Maldonado, poi verticale, palla che arriva da Giuliani, passato da Babbi, oggi deve sostituire Cucco. Speciale anche per Zini, che è un ex giocato con la Pistoiese. Adesso occhio al colpo di testa, cercare Rajcevic che va giù, calcio di punizione fuori gioco, e attenzione, anzi fuori gioco, perché è arrivata, Fischio aveva indicato il punto di battuta ma non aveva visto Buzzone che c'era stato. Il segnalini aveva già sbandierato, l'arbitro non l'aveva visto. Sembrava evidente anche dalla nostra postazione, posizione di offside. Comunque Rajcevic
Sì, qui sta facendo un buon lavoro, spalle della porta. Anche perché ha un fisico importante, riesce a gestire anche i palloni più, diciamo così, più ingiocabili. Sarà un bell'osso, però diciamo che Rovinelli e Bonaccorsi sono due ottimi difensori. Da capire anche quale sarà la tenuta proprio fisica di Rovinelli, che è rientrato. Sì, è rientrato da un infortunio. Ma è semplice rientrare soprattutto in una gara così importante. Adesso c'è un po' di spazio per Biagi, rientra Biagi, palla su Russo, occhio al suo dribbling, Russo, cross, Ceccarelli fa buona guardia e accende la tribuna coperta. Poi Babbi prova a far correre Zini, poi Gennari, disimpegno così così. Zini vuole battere subito, ma Gerbaudo lo invita alla calma, non deve farsi prendere dalla frenesia l'Ancona. Adesso rimessa in zona offensiva. Viene Cericola perché ha sicuramente la rimessa lunga e quindi cercheranno di sfruttare i centimetri dentro l'area di rigore. Sia a destra che a sinistra, uno specialista Cericola di questa soluzione che ormai nel calcio è diventata frequente. Eccola la palla in the box, palla che torna proprio da Cericola, tiro cross, pulisce l'area la Pistoiese. Adesso occhio a Carmud che è scappato via, Gerbaudo a tamponare Carmud, palla dentro per Rajcevic che cerca un controllo col tacco, poi Ceccarelli litiga un po' col pallone, lancio verticale, Biagi sbaglia lo stop, poi Gelonese verticale, Babbi a lottare con Bertolo, scivola Gelonese, Maldonado se la trova lì, Della Latta nel traffico delle Latta, circondato, non la perde Gennari, da Russo, spallata Ceccarelli, tutto regolare, non c'è fuorigioco, occhio a Russo che può puntare, Russo, cross, un secondo palo per Rajcevic che si era sfilato e prima situazione potenzialmente pericolosa. Sì, buona azione, bravo Russo qui sulla parte sinistra a proteggere palla e a mettere una palla in mezzo importante per Rajcevic che non è riuscito a concludere, però una buona azione. Buona giocata di spalla al limite naturalmente di Russo con esperienza. Con esperienza sicuramente. Mandato ha messo fuori il corpo e ha mandato fuori i giri Ceccarelli. Giusta, a mio avviso, la scelta di lasciar proseguire Costa Pisani sulla destra, affonda Costa Pisani, sta spingendo parecchio lì a destra, tocco però è debole e allora rimessa dal fondo. 9 e 10, ancora 0-0. Ultima sfida del 6 febbraio 2022, squadra allora allenata da Alessandrini si impose per 3-0 qui ad Ancona, la tripletta di Michele Vano. Questo è l'ultimo incrocio qui a Del Conero. Naturalmente oltre la gara di andata finita come detto 2-0 per la Pistoiese. Ricordiamo anche Ottavio che in caso di risultato analogo si andrà direttamente ai calci di rigore come da regolamento. Adesso ingenuo qui Biagi su Gerbaudo, deve essere una palla pericolosa per l'Ancona. Sì, come abbiamo già detto prima, i calci piazzati potranno fare la differenza, quindi sicuramente l'Ancona cercherà di sfruttare questo primo calcio piazzato per mettere in difficoltà la Pistoiese. Gerbaudo sembra lui caricato a mettere questa palla in area, linea alta della Pistoiese che difende al limite dell'area di rigore. Gerbaudo cercare la sponda che arriva puntuale, più di testa, alla fine Bertolo senza fronzoli alza un campanile, non si era alzata bene, credo, difesa della Pistoiese che però ha già recuperato. Adesso
Occhio alla seconda palla che è per l'olandesina con Russo. Russo finta ancora, chiuso, messa laterale, sembra ispirato il 99 arancione. Sì, partito molto bene, si muove molto su tutto il fronte d'attacco, quindi è un giocatore che può mettere in difficoltà. Adesso Uzzone va a parlare con due giocatori, cerca di mantenere il controllo della gara, importante. Adesso rimessa laterale, Rajcevic prova a prolungare la traiettoria, Carmud, tocco in area di rigore sul secondo palo, Russo, e questa è la prima vera chance della partita e ce l'ha la Pistoiese con Russo. Sì, bella azione anche questa, un bel cross, Russo si è smarcato bene, forse ha colpito un po' sbilanciato, però poteva essere un'azione importante. E qui situazione invertita rispetto a prima, con Ciaccherelli che è stato bravo a mantenere il contatto comunque con l'avversario. Assolutamente sì. Occhio dall'altra parte, cross in area di rigore, Bertolo si sta accendendo la partita. Rajcevic ancora a lavorare, spalle alla porta, qui troppo plateale la spallata di Rovinelli. È un giocatore che non ti fa vedere la palla, quando arriva la copre bene Rajcevic, quindi è un bel duello. Pistoiese che sembra costruire l'azione a destra per poi provare invece a rifinire a sinistra, attaccando la profondità con Carmud, che è un giocatore molto rapido, sfruttando anche la sovrapposizione di Costa Pisani. Sappiamo che nel 4-3-3 le catene sono fondamentali. Assolutamente sì, terzino mezzale esterno, diciamo così, che la catena sia di destra che di sinistra, se si muovono bene possono mettere in difficoltà. Occhio a Russo però, che ha sfruttato il velo di Rajcevic, Rajcevic in area di rigore, Rajcevic! Altra situazione potenziale, si è salvata in extremis l'Ancona. Altra buona azione, velo di Rajcevic per Russo che è andato a puntare, che poi ha rigiocato su Rajcevic che ha tirato debolmente. Adesso c'è un fallo. Qui direttamente da rilancio del portiere stiamo rivedendo il nostro monitor con Russo che ha subito una bella palla. Rajcevic ha solo sbagliato leggermente il controllo, perché avrebbe potuto col suo mancino calciare. Sì, è stato sporcato anche il tiro con l'impatto del difensore. Insomma, a questo livello chiaramente ogni minimo errore diventa fatale. Assolutamente sì, soprattutto quando incontri questi giocatori così importanti devi stare molto attento. Adesso attacca l'Ancona, Babbi, toccato, limite dell'area, calcio di punizione, giallo per Bertolo. Qui buona l'intuizione di Babbi. Assolutamente sì, ha cercato di anticipare Bertolo, gli è andato davanti, Bertolo l'ha contrastato diciamo così fallosamente, e quindi è arrivato un calcio di punizione importante e soprattutto una munizione importante, perché c'è il rischio che magari adesso deve stare molto attento, perché può rischiare di lasciare la squadra in 10. Qui si è fatto ingolosire Bertolo dalla possibilità di anticipare l'avversario. Babbi sembrava in realtà fuori tempo, poi ha toccato la palla con la punta, anche d'astuzia, per prendersi fallo e cartellino giallo, quindi Bertolo è il primo ammonito. È punizione interessante, perché molto interessante. l'Ancona ha dei buoni tiratori, Gerbaudo, Zini. Lì forse più per un destro che per un mancino. Vedremo quale sarà la soluzione. La palla sono in 3. C'è anche il coccodrillo ad evitare il tiro rasoterra. Adesso sta per arrivare il fischio di Muzzone.
Sì. È uno schema con lo tocco per Cericola, che però colpisce male. Sì, forse la palla un pochettino corta e quindi non ha avuto il tempo di calciare bene, se l'è ritrovata sotto, gli ha dato il tempo alla barriera di venire avanti. Rimessa affidata proprio a Cericola, che andrà col solito pallone verso l'area di rigore. Messa davvero lunghissima, Gironese la pizzica, Biaggi riesce a toccarla e occhio adesso al possibile contropiede, a cercare Russo. Buona, buonissima la chiusura. Sparandeo, Zini, dribbling tentato da Zini, poi Tempri va a colpirlo, spallata di avvertimento, diciamo così. Intimidatoria, diciamo, anche se partita corretta fino a questo momento. Sì, sì, assolutamente. Ceccarelli, Maldonado, posto giusto al momento giusto. Palla è però questa partenza potrebbe essere pericolosa. è solito che si apre il campo per la Pistoiese, ancora col solito Russo, prova a attaccare la profondità. Russo, Ceccarelli lo chiude, ma calcio d'angolo. No. Qui protesta il pubblico dorico, voleva la rimessa dal fondo, difficile da qui capire. Difficile da capire, ma sembrava più rimessa dal fondo che calcio d'angolo, perché gliela tirata addosso. Non so se era uscita, da qui è difficile vedere. Siamo abbastanza lontani, questa è chiaramente visibilità. Anche perché in queste situazioni dare un calcio d'angolo è un peso. È un peso. Assolutamente, soprattutto quando a battere c'è Luis Maldonado. E soprattutto giocatori bravi di testa come la Pistoiese. Attaccano in tanti proprio la linea di Mengucci, ma in strategia classica che si vede soprattutto calcio inglese, quello di stare nei pressi proprio della linea per disturbare l'uscita del portiere. Maldonado, palla sul primo palo, ancora calcio d'angolo. Cercato la spizzata di un compagno, Luis Maldonado. Grande piede. E lui giocatore sicuramente di categoria superiore. Ancora a battere Maldonado. Palla ancora sul primo palo, sempre lì, fallo però in attacco e punizione per l'Ancona. Già battuta. Con Sparandeo. Si abbassa un po' Gelonese, cercare di supportare la manovra difensiva. Pistoiese che lascia giocare nella metà campo l'Ancona, poi appena la palla arriva nella metà campo offensivo subito il pressing, cerca di chiudere tutti gli spazi e di far giocare palle sporche e costringe l'Ancona a tornare indietro. Praticamente un 4-5-1 in fase di non possesso. Assolutamente sì, grosso sacrificio anche dalle partite esterne, anche Russo. Ed eccolo Russo che ruba proprio palla, poi controlla così così, se la va a riprendere Russo, ancora a lottare, poi nervi tesi con Bonaccorsi. Alla fine non ci sono provvedimenti disciplinari, qui però Russo ha sprecato una bella situazione. Sì, si è allungato il pallone e quindi poteva andare nell'1 contro 1, ma si è allungato il pallone e ha favorito Bonaccorsi, che poi... Occhio a Sparandeo che imbuca bene per Zini. Zini ci prova, contratta la sua conclusione. Adesso Gerbaudo recupera un buon pallone, Cericola, baricentro basso, bel cambio di passo. Ceccarelli,
Si butta dentro anche Gerbaudo, la palla arriva da Zini, però non riesce a far meglio di così. E allora Giuliani, bel piede anche per lui, cercare e trovare Biaggi. Adesso ancora Russo d'astuzia su Ceccarelli. Russo, occhio sul secondo palo. Russo! Altra chance per Russo, qui era tutto solo Carmud sul secondo palo, Russo è andato diretto, ma altra chance per la Pistoiese. Sì, altra chance, altra copertura di palla di Russo su Ceccarelli che gli dà sempre il corpo. In questo momento forse è meglio tenerlo un pochettino a distanza, perché se gli dà il corpo si gira sempre con una certa facilità Russo. E poi è stato un pochettino egoista perché aveva dall'altra parte Carmud solo, però diciamo che la Pistoiese in questo momento ha avuto magari qualche occasione in più, qualche chance in più, perché giustamente nelle ripartenze può fare male. Biaggi, palla che torna da Russo, Zini, poi Gerbaudo con il tocco e cartellino giallo per Gerbaudo. Qui fondato il tackle, cartellino giallo, dunque è ammonito anche Gerbaudo. Quello che dicevamo all'inizio, Ottavio, che sì, Cona, non trovando magari subito il gol che può cambiare l'inerzia del match, deve stare attenta a non innervosirsi. Sì, come dicevi giustamente tu all'inizio, più passano i minuti, più magari la tensione sale, che se non riesce a sbloccare. Però sappiamo bene che nel calcio basta un episodio per invertire la rotta di una gara, e quindi l'Ancona deve stare calma, deve avere pazienza. Capisco che la posta in palla è altissima, però farsi innervosire in questo momento ti leva solo energie. D'altra parte sicuramente un ottimo approccio della Pistoiese, che sta sì, giocando da grande squadra. Adesso Gerbaudo prova un cambio gioco, però non colpisce bene. La qualità della Pistoiese si vede, si nota, di giocatori importanti, Gennari, Bertolo, Biaggi, Della Latta, Maldonado. Anche l'esperienza poi di gestire alcuni momenti della partita. Sì, assolutamente sì, la gestione della palla molto bravi. Adesso Zini va duro su un avversario, non c'è nulla, poi viene scalciato da dietro, cartellino giallo, e adesso munito Della Latta, ma sta salendo i giri la partita. Sì, purtroppo ripetiamo, la posta in palio è importante, perché vincere una Coppa Italia è importante, quindi più andremo avanti più si vedranno queste situazioni. Zini forse nel tentativo di prendere posizione colpito al volto un avversario, poi sì, forse ci poteva essere il fallo prima di Zini che l'arbitro non ha visto. Poi Della Latta è stato costretto a spendere il fallo perché stava creando una situazione potenzialmente pericolosa. Sì, perché poi Zini quando parte riesce ad essere bravo nell'1 contro 1, può entrare in area e poi mettere in difficoltà gli avversari. Il clima chiaramente è acceso. Stanotte ci sono stati anche caroselli sotto l'hotel della Pistoiese, nota sì, diciamo di colore, diciamo così. Diciamo che è una moda tutta italiana. Sì, sì. Molto risultatista, ecco, diciamo così. Cross in area di rigore. Vanno giù in due, alla fine la palla la prende Giuliani. Qualche protesta, adesso pericoloso, rimane a terra. Giocatore della Pistoiese, occhio che il direttore di gara invita staff sanitario a entrare, che c'è un colpo al volto. Dopo un buon avvio adesso si sta giocando poco negli ultimi minuti. Andiamo a rivedere cross in area di rigore. Sì, non mi sembra niente di... Sembra esserci
fallo, Sì, se cadendo un colpo subito da Biaggi. Naturalmente deve lasciare il campo prima di poter rientrare. Adesso si riprende col possesso per Giuliani. I minuti sono 26, 0-0. Due situazioni interessanti per la Pistoiese, capitate sul piede di Russo. L'Ancona non ha costruito situazioni pericolose, sta però giocando naturalmente proiezione offensiva la squadra di casa. Per ora la Pistoiese si difende con ordine. Maldonado, Bertolo per Tempre. Ceccarelli sbaglia, Ceccarelli lo stop. Russo va giù, non c'è nulla, lui l'ultimo a toccare. Ora Alessandro Ceccarelli, classe 2006, 20 anni. Babbi lavora bene a prolungare il pallone. Gerbaudo lascia proprio a Ceccarelli. Sta faticando l'Ancona a trovare, a isolare con l'uno contro uno i suoi esterni. Sì, che la Pistoiese aggredisce bene, si compatta bene. Scusami Ottavio, proprio Zini che era riuscito invece a scappare, ci ha smentito subito. Ci ha smentito subito, sì. Ma lui ce le ha queste giocate. È molto bravo, eccolo qui. Eccolo ancora Zini, spezza il raddoppio, poi è stato chiuso. Biaggi a raddoppiare. Adesso Sparandeo, poi Gerbaudo tocca in avanti. Biaggi va giù, non c'è nulla. Occhio a Gerbaudo, prova a imbucare. Gerbaudo toccato duro, non c'è nulla. Adesso sta alzando un po' la linea della pressione anche l'Ancona. L'Ancona, certo, che i minuti incominciano a passare e quindi cerca magari di impensierire la Pistoiese soprattutto in questo primo tempo, perché se riuscisse a fare gol nel primo tempo e poi nel secondo tempo ha tutto il tempo per magari riaddrizzare questa partita. Bella palla adesso. Occhio adesso Cericola, in area di rigore. Cericola la Bravo. palla arriva in area di rigore con il controllo non riuscito da Babbi, che deve tornare fuori da Sparandeo. Babbi rientra, cross, Gelonese anticipato, regge la Pistoiese, ma adesso inizia a spingere forte il Del Conero. Soprattutto a destra che l'Ancona sta cercando di far male. Con Cericola e con Incoronato che si muove molto bene sotto a Bado. Da riferimenti, numero 25. Occhio al limite. A battere Gerbaudo. Eccola Palla qui. che arriva proprio lì da Cericola che la rimette dentro. Adesso questa. Poi Sparandeo così. Adesso altro uomo a terra. Zini continua a giocare l'Ancona. Zini dentro da Gelonese. Addirittura Rajcevic in scivolata. Palla che viene di nuovo imbucata dentro. Scivolata vincente di Cericola. Il gioco è fermo nuovamente. Si arrabbia Lucarelli, c'è qualcosa da dire l'assistente. Qui ancora potenzialmente pericolo, sta mancando un po' il guizzo, l'ultimo passaggio. Sì, diciamo che prima c'è stata una buona occasione di Cericola sull'1 contro 1, ma è stato bravo il terzino del Costa Pisani, che è stato bravo a rimanere in piedi e ha contrastato il tiro. Quello potrebbe essere una buona soluzione. Poi c'è stata quella palla messa in mezzo
dove è venuto il calcio d'angolo. Però diciamo che l'Ancona adesso ha alzato un po' i giri per cercare di, come dicevamo prima, di arrivare al gol e cercare di mettere la partita in un binario più consono per cercare di poi arrivare alla fine e tentare il tutto per tutto. Bella personalità però della Pistoiese, che è venuta in uno stadio assolutamente sì, stracolmo. Sta giocando molto bene, si sta difendendo bene e riparte molto bene, quindi Ancona deve stare attenta, perché soprattutto la Pistoiese nelle ripartenze può fare male. Visto anche prima una scivolata in area di rigore di Rajcevic, che racconta molto di come anche Lucarelli sia riuscito a entrare nella testa dei suoi giocatori. Dei giocatori ha creato una mentalità importante, diciamo così, anche perché fare 11 risultati consecutivi è segnale di dimostrazione di forza. Carmud, scivolata buona di Sparandeo, la palla arriva da Della Latta, occhio anche ai suoi inserimenti. Bertolo per Rajcevic, ancora bene, spalle alla porta Rajcevic, poi Russo, sta arrivando Temple, Russo va ancora dritto per dritto, palla che arriva adesso da Temple, cross ancora in aria, Maldonado di testa, adesso giù un giocatore dell'Ancona, ma si continua perché Cericola voleva lanciare Zini, palla arriva da Babbi, adesso c'è un po' di campo, si allungano leggermente le squadre. Babbi, tocca ancora in avanti, torna verso l'area di rigore Babbi, la palla è proprio per lui, un po' lunga, si impegna a Ceccarelli per alimentare l'azione offensiva, poi verticale a cercare Rajcevic che si impegna ma non può arrivare su questa palla, poi va a pressare Bonaccorsi e ottiene il massimo, cioè una rimessa in zona offensiva. Forse il migliore dei suoi fino a questo momento, il numero 13. Sì, Rajcevic sta facendo una buona partita, sta facendo salire la squadra, gioca a spalle alla porta ma riesce sempre a pulire tutti i palloni, quindi sta facendo una buona partita. Sempre scivola Biaggi, palla che arriva da Zini, Babbi con Bertolo, ancora Babbi, Bertolo tocca il pallone, poi scivolata di Gelonese, meglio intervento di Gelonese, scivola Biaggi ancora, Carpini forse non corretti per Biaggi che sta perdendo aderenza col terreno di gioco in più di una circostanza. Bertolo ancora proiezione offensiva, Bertolo arriva quasi in area di rigore, poi viene chiuso, la palla che torna da Biaggi, Della Latta, imbuca bene Della Latta al limite dell'area di rigore, bella giocata da mezzala pura di Della Latta. Assolutamente sì, da giocatore che è importante, nella sua esperienza, una palla filtrante, sbagliato il controllo di Russo, però la giocata era quella giusta. Proprio quello, il passaggio complicato quando si gioca in quella porzione di campo. Assolutamente sì, mettere la palla diciamo così in avanti, filtrante, anche perché fa buona densità l'Ancona. Assolutamente sì, con i due centrocampisti davanti alla difesa, tanto stanno correndo tantissimo, comunque giocare in inferiorità numerica in quella zona del campo assolutamente sì, richiede un dispendio importante. Adesso proprio Gelonese sul secondo palo, arriva Ceccarelli, sempre attento che si era inserito bene il terzino dell'Ancona, e adesso un calcio d'angolo. L'Ancona deve sfruttare questi calci piazzati. Occhio ovviamente a Rovinelli e Bonaccorsi che sono entrambi dentro. Marcatura a zona da parte della Pistoiese sui calcio d'angoli. Prima ha cercato la soluzione con la palla al limite, adesso dentro l'area di rigore, colpo di testa e c'è la prima chance per l'Ancona con Bonaccorsi, ci ho visto bene. Sì, Bonaccorsi ha colpito.
tutto solo. Se riusciva magari a indirizzare meglio la palla poteva essere più pericoloso, però sui calci piazzati, quando una squadra difende a zona, se riesce a prendere il terzo tempo e arrivare, puoi fare male. Adesso ancora Rajcevic a lavorare, un pallone, Corsi lo aggredisce, bella la giocata di esterno di Maldonado, Biaggi a lottare, ancora Biaggi, poi si trascina la palla fuori, rimessa ancora, difesa a zona spesso oggetto di tante discussioni nel mondo del calcio, perché dipende molto dall'aggressività poi dei singoli calciatori sulla zona palla. In questo caso Corsi era tutto solo. Adesso Ceronese entra in tackle anche su Gerbaudo, ne ha per tutti, capitano dorico. Sì, Maurizi l'aveva allenato a Roma City e se l'è portato in Ancona, giocatore esperto, giocatore forte, anche inserimento a gol. Ancona segna con una grande facilità. Sì, una squadra che fa parecchi gol, che ha anche tante soluzioni. Adesso un po' di possesso la squadra di Maurizi. Ciricola chiuso da Costa Pisani, poi bella la giocata nel traffico di Carmud. Maldonado ancora su Rajcevic, che questa proprio non poteva tenerla. Rovinelli, giocato da Sparandeo, Bonaccorsi, da Rovinelli, cambiano ancora il 5 e il 6. deve stare attento a queste palle. Poi palla corta, sanguinosa, persa dall'Ancona, occhio al russo che accelera, la Corsi cerca di contenerlo, Bonaccorsi rimedia il suo errore. Qui questo è ciò che vuole proprio la Pistoiese, attaccare i mezzi spazi, recuperare palle e poi scatenare la velocità dei suoi esterni. È stato bravo però Bonaccorsi, perché Russo, anche perché l'Ancona aveva portato tanti giocatori sopra la linea della palla e quindi è stato molto bravo a fermare Russo, che era partito nell'1 contro 1. Sempre con le mani, l'Ancona riesce a recuperare, ma la rimessa è ancora per la Landesina. Pallata della Latta che si gira in area di rigore, il palo della Pistoiese con Rajcevic vicinissima al vantaggio la squadra di Lucarelli. Che giocata di Della Latta. Sì, l'Ancona quello che sta facendo, forse l'errore che sta facendo è di dare il corpo a dei giocatori che sanno coprire bene la palla, anche qui sul fallo laterale gli danno il corpo, riescono a girarsi e mettono queste palle velenose in mezzo. Forse sarebbe meglio non dargli la schiena, perché sennò questi sono giocatori che se gli dai questa opportunità ti possono fare male. Bravissimo però Della Latta, quasi cadendo a trovare la palla dentro per Rajcevic, che per poco non mette il punto esclamativo su un grande primo tempo. Anche lui in caduta colpisce il palo, possiamo dire con un attacco della porta alla Lucarelli. Assolutamente sì. Tenendo Pistoiese chiude tutti gli spazi, sì. Sono molto, molto bravi a essere corti tra l'attacco e la difesa, centrocampo. Che è necessario corta, velocizzare un po' la manovra e quindi ti induce a sbagliare se vuoi forzare la giocata. Poi sono bravi, come dicevamo prima, a ripartire, perché Rajcevic riesce a pulire tutti i palloni.
e a far salire i compagni anche adesso. Adesso Sparandeo, Maldonado esce altissimo in pressione, Sparandeo cerca una giocata su Cericola, palla che finisce fuori. Un po' di rapidità d'esecuzione in alcuni frangenti all'Ancona, soprattutto nel momento del recupero palla. Assolutamente sì, non riescono a salire a volte perché magari, come dicevamo prima, la Pistoiese chiude tutti gli spazi, aggredisce bene e quindi non è facile. Diciamo che l'assenza di Coco un pochettino si fa sentire, un giocatore, la sua forza, la sua, diciamo così, anche gamba, in questa categoria è un giocatore che fa ancora la differenza. Della Latta sterza nel traffico, 3 minuti, poi solo recupero in questo primo tempo. Russo, Della Latta cerca ancora il compagno, Ceccarelli recupera, poi va da Gerbaudo che con l'esterno cerca Zini. Russo, stavolta è Geronese a lavorare bene con il corpo, poi Babbi vince il duello con Bertolo, Babbi da terra, preciso il suo tocco, Bonaccorsi da Mengucci, Rajcevic messo in mezzo. Allora Bonaccorsi può orchestrare quella che potrebbe essere una delle ultime azioni del primo tempo nella partita, nonostante lo 0-0. Cericola servito, palla per Sparandeo, chiuso da un ottimo Costa Pisani, facendo una grande partita. Sì, buon giocatore. Carmud punta d'incoronato a recuperare Cericola, Costa Pisani ancora in dribbling, ancora lui fino in fondo, cross contrato ancora sulla palla, 72, la rimessa è per l'Ancona. Ha fatto una buona azione, forse ha temporeggiato troppo la fine, poteva già metterla prima, andare a giocare già con Rajcevic che si era mosso bene anche stavolta dentro l'area di rigore. Buona partita però di Davide Alberto Costa Pisani. Sì, anche perché parliamo di un under e quindi giocare con questa cornice di pubblico non è mai semplice, però sta facendo veramente un'ottima partita. Classe 2008. Scelta seccata sin qui di Cristiano Lucarelli. Giovane forte, giovane interessante, e fino a quando si vedono giocare i giovani bene. Gli altri under in campo sono Tempra e Giuliani per la Pistoiese. Adesso Rajcevic, toccò proprio per Tempre, va da Biaggi, qui Zini, anzi è Sparandeo che era andato a giocare a parte opposta rispetto alla sua, ha cercato di recuperare. Extra time, 3 minuti intanto, si era fino al 48esimo. Rajcevic col tacco, la rimessa è per l'Olandesina. Adesso scivolata pericolosa di Della Latta che apre il campo all'Ancona. Cericola, Carmud si sacrifica, non è falloso il suo intervento, bella corsa difensiva del numero 7. Babbi, controllo difettoso, e poi Gennari senza Fronzoli a rilanciare. Alla fine la rimessa è della Pistoiese. Grosso sacrificio da parte dei due esterni della Pistoiese,
danno una grossa mano, una squadra che si muove bene, soprattutto anche quei tre centrocampisti che si alternano nella gestione della palla, e poi Racevic ci sta facendo un lavoro eccezionale perché pulisce, come abbiamo detto, tutti i palloni sporchi, riesce a far salire la squadra, e questo è un lavoro che in pochi sanno fare. Prova soprattutto la Pistoiese, Ottavio, a capire quando mettersi in blocco basso e quando uscire nella pressione. Sta facendo bene questo doppio lavoro, preparata bene mister Lucarelli. Assolutamente sì. Adesso Cericola, Rajcevic a difendere. con la rimessa lunga, il russo invece si predispone per l'eventuale contropiede. Palla in area di rigore, Maldonado mette palla fuori, adesso nervi tesi tra due giocatori. Se non mi sbaglio Rovinelli e Biaggi. Sì. Adesso Cericola, va ancora la rimessa lunga, palla al centro dell'area di rigore, Gerbaudo, bella palla sul primo palo, anticipato Babbi ma era in fuori gioco. Qui palla difficile cercata da Gerbaudo. Sì, palla difficile, però era una giocata che, se riusciva a metterla bene sul secondo palo, poteva liberare un uomo. Non c'è più tempo, si chiude la prima frazione tra Ancona e Pistoiese, 0-0. Le squadre tornano negli spogliatoi, ci fermiamo anche noi, torniamo più tardi per il secondo tempo della finale. A tra poco.
Tutto pronto, di nuovo in diretta dallo stadio del Conero di Ancona, dove sta per iniziare il secondo tempo di questa finale. Ottavio, che inizio ti aspetti da parte dei dorici? Ma diciamo che adesso, se non mi sbaglio, c'è stata una sostituzione, è entrato il numero 19 o no? Adesso andiamo a verificare. No, Sparandeo. No, sembrano esserci stati cambi. Adesso chiediamo anche a Marco Bella dal coordinamento. No, assolutamente no. Mi aspetto un'Ancona che cercherà in tutti i modi di partire forte, perché poi adesso rimangono solo 45 minuti, quindi deve cercare in tutti i modi, però deve cercare anche di non di prestare il fianco alla Pistoiese, perché potrebbe essere pericoloso, che abbiamo visto che la qualità della Pistoiese è alta e quindi le ripartenze possono fare male. Anche qualche problema per l'Ancona. Intanto inizia il secondo tempo, qua è arrivata questo match con tante assenze, anche se assenze importanti nell'Ancona. Che nella Pistoiese, come ha detto, manca Risk ancora, però manca Cuco, manca Tasi, manca Pecci, manca Battista, manca anche Battista, altro giocatore forte nell'1 contro 1, giocatore di gamba come lo stesso Pecci. E adesso Zini a lottare, messa laterale in favore della Pistoiese. Intervallo premiati tanti giocatori rappresentativi della storia dell'Ancona. Bello anche questo gesto da parte della società. Adesso Cericola prova a cercare Babbi, faticato un po' tra Bertolo e Gennari, trovare palloni giocabili. Biaggi, attaccato sia da Gelonese che da Gerbaudo, poi Bertolo in verticale, Rovinelli, palla così fuori gioco. Ceccarelli, manca il tocco, ma correttamente, come annunciato anche dal nostro Ottavio, fuori gioco. Sparandeo, Cericola, taglia dentro il campo, Ceccarelli, si propone anche Gelonese, cross corto, Maldonado, posto giusto, poi Russo tenta un dribbling in una zona rischiosa, Gelonese entra in area, Gelonese, cross sul primo palo, Babbi non la trova, la palla rimane lì, attenzione, va giù, è andato giù, dovrebbe essere l'occasione che poteva cambiare l'inerzia della partita. È andato giù Cericola, se abbiamo visto bene, o Di Incoronato, uno dei due, e Cericola qui è litigato un po' col pallone Giuliani, però questa volta aveva portato tanti uomini in area di rigore l'Ancona. Sparandeo, cross sbagliato, recupera Ceccarelli che salta l'avversario, va giù, non c'è nulla, occhio adesso al possibile contropiede, pericolosa. Attenzione, Carmundo si è buttato dentro, palla corta, c'è il fuorigioco, poi Carmundo va in porta, rischia qui un giallo inutile, adesso inevitabilmente l'Ancona deve rischiare qualcosa. Sì, abbiamo detto già prima che le ripartenze possono essere determinanti e l'Ancona deve stare molto attento in questo, deve curare bene le preventive. Bonaccorsi, Gerbaudo da Cericola che cerca il controllo a rientrare per prendere sul tempo Costa Pisani, palla che finisce fuori. Adesso però attacca anche coi terzini l'Ancona. Spesso situazioni come queste bloccate a livello tattico sono proprio i due terzini quelli lasciati liberi di giocare il pallone.
Bertolo ancora da Rajcevic, Grelli così, Sparandeo, Biaggi, manca contatto col pallone, poi Gerbaudo, bene nel traffico con l'esterno sinistro, Ceccarelli poi va in chiusura, palla che finisce da Giuliani che la fa sua, poi Babbi si allaccia con lui. Giuliani rimane a terra. Tra i fischi del Conero. Classe 2007. Nicolas Giuliani. Tanti giovani interessanti in campo. Tra questi segnalare che proprio Costa Pisani sarà con la rappresentativa a Tirrenia in vista della Viareggio Cup. Sicuramente questa prestazione testimonia ancora di più il valore di questo ragazzo. Ha fatto una buona partita, anche perché è un classe 2008 se non mi sbaglio, quindi giocare una partita così importante davanti a una cornice di pubblico, dimostrare qualità, forza e anche testa, penso che sia un giocatore da tenere sotto controllo. Eccolo proprio lui a sfidare Cericola col mancino, troppo sul portiere questo cross. Giuliani, lancio profondo, Accorsi, Maldonado la trova lì, si lotta sulla seconda palla che è per l'Ancona, poi Zini pasticcia un po', tocca col braccio, tanto movimento su entrambe le panchine, si scaldano praticamente tutti gli effettivi. Adesso Zini va bene dentro il campo, Maldonado lo mette giù, calcio di punizione. Gerbaudo da Rovinelli, Sparandeo, tutto mancino, Cericola, Bonaccorsi, per Zini, punta la difesa Zini, cross chiuso, Zini da Tempre, solita rimessa lunga in arrivo, fidata a Cericola. Adesso asciuga il pallone per migliorare l'aderenza. Palla in area di rigore che passa la conclusione tentata da D'incoronato, contrata Sparandeo. Maldonado lo atterra, calcio di punizione. Adesso sta producendo il massimo sforzo l'Ancona. Sì, sta cercando di riaprire questa partita, nel senso di fare gol e magari tentare il tutto per cercare di arrivare magari al 2-0 per poi giocarsela ai rigori, ma non è semplice perché la Pistoiese è una buona squadra, una squadra che è molto organizzata. Gerbaudo col sinistro, palla bella tagliata in area di rigore, colpo di testa, ci ha provato Rovinelli, palla alta. Queste sono le situazioni dove magari l'Ancona può sbloccare, perché Rovinelli
è uno che ha il gol facile pur essendo un difensore. Bel calcio di Gerbaudo, messo dentro questa palla molto tagliata, è riuscito a prendere il tempo a Bertolo, non ha impattato bene però. Mengucci rischia qualcosina, Rovinelli poi cerca Cericola, idea interessante, palla corta, Gerbaudo riesce a vincere il duello. Russo, bene questo gioco a due con il suo compagno, tunnel di Russo, Russo ancora in area di rigore, Gelonese ci mette una pezza. Giocatore molto interessante Federico Russo. Adesso sbaglia il controllo Ceccarelli, Maldonado, Carmud, bene il blitz di Gerbaudo, la palla però rimane in possesso Pistoiese. Maldonado serve bene Carmud, occhio che è scoperta Azione Ancona, pericolosa. Carmud fa tutto da solo, fatto ingolosire qui il numero 7 Anas Carmud. Maldonado da una palla scomoda a Costa Pisani, Cericola si mette bene con il corpo, calcio di punizione. Maurizi si infuria perché vuole che il gioco si riprenda più rapidamente. Scende di sotto ognuno. Rimessa dal fondo, Bertolo, Campanile è alzato, Pistoiese che rispetto al primo tempo sta giocando se possibile ancora più abbottonata. Ancora più abbottonata. Logicamente sta cercando di far passare i minuti e magari aspettare il momento giusto per colpire, però diciamo che non riesce più a uscire come magari riusciva a farlo nel primo tempo. Sparandeo, si buttano dentro Rovinelli, palla va invece sull'esterno da Cericola che stavolta può puntare, buona cross palla sul secondo palo, bene Bertolo, Zini ancora tutto mancino, Zini cross sul primo palo, Gelonese vicino al gol dell'1-0. Sì, bella azione, come dicevamo prima la Pistoiese adesso non riesce più a venire fuori come magari riusciva a farlo nel primo tempo. Qui rivediamo tutto con Cericola che ha messo questa palla interessante, Zini ha ripreso dopo il colpo di testa sfruttando anche scivolata dell'avversario. Gelonese vicino al bersaglio grosso, Incoronato, palla corta per lui, Maldonado ancora con l'esterno per la corsa di Della Latta, Gerbaudo qui se la va a riprendere con grinta, con personalità, Della Latta poi gli chiude la strada, si va a prendere il calcio di punizione. Che bella sfida tra questi due calciatori. Sì, giocatori esperti, giocatori che hanno fatto anche categorie superiori, quindi sanno come muoversi, sanno come mettere il corpo. C'è una prima sostituzione. Sostituzione è per l'Ancona, fuori Babbi, dentro Marco Teraschi. Cambia qualcosa là davanti. Sicuramente Cericola va a fare la punta, da quello che si vede
Cericola è andato a fare la punta, se non mi sbaglio. Chiaramente con caratteristiche diverse. Sicuramente sì, meno fisiche, più tecniche, forse con l'attacco della profondità. Anche se qualche difficoltà naturalmente nel trovare la profondità. Sì, La linea è molto bassa. Sì. Diciamo che la Pistoiese non te la concede moltissimo, anzi. Giuliani, Sparandeo, buca l'intervento. Rovinelli non fa prigionieri. Rimessa laterale, mezz'ora alla fine, mezz'ora separa la Pistoiese dalla Coppa Italia di Serie D. Sparandeo, Gerbaudo, da Sparandeo ancora, disimpegno difficoltoso, alla fine Rovinelli, verticale da Cericola che usa troppo le mani su Maldonado, calcio di punizione. Gerbaudo vuole cambiare forse il pallone, anzi no, vuole cambiare forse la sua fasciatura alla mano. Costa Pisani, Rajcevic da Carmud, bene da Russo, Russo, palla che passa a Carmud in area di rigore, prova a scavare ancora per Rajcevic, fuori gioco, ripartenza Ancona, un Sparandeo e trascina giù Della Latta, calcio di punizione, inizia a giocare con un po' di frenesia l'Ancona. Passano i minuti, vedono svanire magari la rimonta e quindi un po' di nervosismo viene fuori e poi si vede tutta l'esperienza magari dei giocatori tipo Della Latta, Maldonado. A battere ci va Maldonado, palla corta che passa però sul secondo palo, ultimo tocco di un giocatore della Pistoiese. Giù Teraschi, Pistoiese che inizia anche un po' a giocare con il cronometro. Rovinelli, Gerbaudo, Gerbaudo prova a cercare ancora una palla verticale, ma è lì a tre quarti che si infrangono tutte le manovre. Doriche
Adesso palla tra linee per il Gelonese. Zini prova a saltare Biaggi, chiuso. Corazzini prova a passare, Bertolo chiude. Adesso bella la giocata di Gerbaudo. Zini però non ha capito il compagno. Sì, non l'ha capito, forse era anche leggermente in fuorigioco. Proprio qui che sta mancando l'Ancona in queste imbucate. Difficile superare Deve le due essere linee bravo, compatte. secondo me, l'incoronato a trovare la posizione giusta, perché se si riesce a muovere dietro le spalle di Maldonado e trovare la via di mezzo tra il centrale e il mediano, è lì che può fare male. Se riceve la palla nel modo giusto può fare male, però fino adesso si è visto poco. È stata trovata una carta d'identità Marcinelli Nicole, può essere ritirata al bar della curva Qui nord. sta faticando proprio È stata trovata a trovare la giusta posizione. a nome di Marcinelli Nicole, può essere Tanta densità. Sì, ritirata al bar della curva nord. Grazie. E comunque, a prescindere dall'esito, partita di grande intelligenza della Pistoiese. assolutamente sì. Perché nonostante abbia giocato comunque una partita chiaramente difensiva, ha avuto comunque Sì, le migliori occasioni del primo tempo, colpendo anche un palo. colpendo anche un palo, ha avuto 2 o 3 situazioni dove poteva fare male. Anche l'Ancona ha avuto Sì. la sua Con occasione Gelonese. con Gelonese e con Cericola, quando c'è stata quella mischia lì Sì. all'inizio del secondo tempo. Adesso occhio a questa situazione. Se che non mi sbaglio si è c'è fatto un male cambio. Ceccarelli. C'è un cambio sia nell'Ancona che nella Pistoiese. Sta entrando Pinzauti nella Pistoiese. Un attaccante. Eh sì, fuori anche Ceccarelli. Il suo posto dentro De Luca, era uno dei ballottaggi. Secondo cambio per l'Ancona, esce con il numero 2 Alessandro Ceccarelli, al suo posto entrato con il numero 29 Alessandro De Luca. Chiaramente un under per un under, under. come da prassi in questa categoria. Pinzauti non entra perché c'è il calcio piazzato. Palla Occhio, sul occhio. primo palo, e qui colpito Gennari forse della latta. Dovrebbe uscire Rajcevic, che è arrivato. Entra. Sarà una bella palla. Sì. Ai crampi Rajcevic. È proprio lui infatti a lasciare il campo. Al suo posto Pinzauti. Buonissima prova però di Rajcevic. Assolutamente sì. Ha fatto tutto il lavoro sporco che c'era da fare, ha fatto salire la squadra, poteva fare gol. Mancato solo quello Sì, è mancato il gol. alla sua prova. Adesso invece si alza un po' di più in pressione la Pistoiese. Stretta al lancio l'Ancona, Cericola di testa, scivola però l'incoronato, pardon. Bonaccorsi rischia qualcosina, Russo per poco non gliela scippa. Ancora Bonaccorsi, alla fine perde palla Russo. rischiosa. Bravo Rovinelli. Stare attento Bonaccorsi perché anche cartellino, prima già ha commesso un fallo, rischiato qualcosina. Un momento favorevole alla Pistoiese. Stanno preparando altre 2 sostituzioni nell'Ancona. Gelonese mette fuori
Vediamo se arrivano adesso i cambi. No. Allora Costa Pisani, Gelonese chiude, Maldonado però mette sempre bene queste palle in uscita. Adesso altro cross, Rovinelli, poi Teraschi anticipato, lancia ancora per Ciricola che si impegna ma non può arrivare su questa palla. Cambi per l'Ancona. Sicuramente esce d'incoronato. Esce d'incoronato, dentro Polenta al suo posto. E dentro anche Calisto, Terzo e quarto cambio per posto l'Ancona. di Sparandeo. Escono con il numero 25 di Coronato, con il numero 19 Sparandeo, al loro posto entrano con il numero 33 Polenta e con il numero 34 Calisto. Partita complicata per Di Coronato. Sì, partita difficile perché pochi spazi, la Pistoiese ha chiuso tutti gli spazi, quindi trovare la posizione non è stato facile. Dentro anche Rossi al posto di Biaggi, che aveva speso tanto nel primo tempo, Buona prova di Biaggi. sacrificato tanto nelle due fasi. Già da una decina di minuti aveva Sì. perso un po' di brillantezza. Ultimi 20, poi scopriremo chi vincerà la Coppa Italia di Serie D. Pistoiese che era andata vicino all'89-90 alla vittoria del titolo, lo perse a Maratea contro il Breno. Panchina, quella pistoiese, c'era Giampiero Ventura. Gli inizi chiaramente del suo percorso tecnico. Gerbaudo, palla dentro, pistoiese che respinge, alimenta però l'azione offensiva l'Ancona. Adesso intervento falloso, il calcio di punizione, situazione molto interessante questa per l'Ancona. Assolutamente sì. Occhio a Rovinelli. I due saltatori Rovinelli, Bonaccorsi, e poi Gelonese anche pericoloso su queste situazioni. Qui bello spunto di Polenta che è appena entrato, Sì, ha guadagnato un calcio di avuto punizione. coraggio nell'uno contro uno. Ciricola vorrebbe battere, Baudo qualcosa da dire al direttore di gara Uzzone, che sta però dirigendo a mio avviso bene. Sì, Una gara che nel primo tempo in qualche momento aveva, però ha diretto bene la gara, è stato bravo. Quindi soprattutto nei momenti di nervosismo è stato bravo a... Ciricola, Ecco. colpo di testa ancora di Gelonese, lui il più pericoloso dell'Ancona. Vediamo la situazione con colpo di testa che finisce fuori. Adesso occhio a questa palla che è buona per Pinzauti in area di rigore. Anche Russo. Russo, è Russo col mancino
Ancora prendere posizione con il corpo, calcia alto. Giocatore baricentro basso, ma bravo a piazzarsi bene con il corpo. E qui grande chance. Sì, è stato bravo ad andare via, poi De Luca gli ha rallentato un po' la corsa e quindi l'ha fatto calciare in modo sporco. Gerbaudo, Gelonese. Bonaccorsi. Ultimo quarto d'ora, serve un'impresa all'Ancona. Zini, trascina palla fuori. Sempre con le mani, palla difesa bene ancora da Russo, calcio di punizione. Adesso Della Latta a cercare Pinzauti. Seconda palla buona per l'Ancona, che prova subito a cercare la velocità di Cericola. Costringe all'errore Gennari. Gelonese, palla corta, si impegna Pinzauti ad intercettarla. Poi il lancio, cercare Iraschi bene al volo, a far correre Calisto. Bravo. Cross sul secondo palo, Costa Pisani, anzi Tempre fa buona guardia. Poi Rovinelli ha subito fallo, forse poteva starci anche il vantaggio. Alla fine calcio di punizione battuto rapidamente Gerbaudo, adesso torna a spingere Del Conero per cercare la rete che potrebbe accendere il finale. Cross in area di rigore, chiusura di Carmud, poi Pinzauti va giù da terra, non passa, poi calcio di punizione ancora, poi calpesta un avversario, almeno così fa intendere qualcuno della Pistoiese, che se la va a prendere con Bonaccorsi. Bertolo va a chiarire con Samuele Bonaccorsi. Chiaramente tutto oro colato per la Pistoiese. Assolutamente sì. Prende tempo. Ogni minuto, ogni secondo adesso pesa tanto. Gerbaudo scivola al momento del tocco, la palla però stava per diventare buona ugualmente per Calisto. Pistoiese respira, Gerbaudo sbaglia, allora Mengucci è costretto a uscire dalla porta, mettere la palla fuori, esulta la panchina della Pistoiese. Sì, poteva rimanere in porta e magari far girare la palla e non regalare questa rimessa. Adesso pronto un altro cambio, sta entrando Francesco Campagna, la maglia numero 29. Se non mi sbaglio è un centrocampista.
Vedremo al posto di chi. Non so se è Maldonado. Sì, dovrebbe essere Maldonado a terra. Fuori Maldonado che ha finito la benzina. Terzo cambio per la Pistoiese. Esce con il numero 20 Maldonado, entra con il numero Prova di sostanza anche di Luis Maldonado. Una buona partita, intelligente, esperienza. Adesso Della Latta secondo me passa davanti alla difesa e Campagna va a fare la mezzala. Prova di sostanza di Maldonado, sempre posizionato nel posto giusto. Ultimi 10 minuti, poi sapremo chi ha vinto la Coppa Italia della Serie D. Cericola, subito Campagna, giocare la prima palla in avanti, Gelonese, Calisto per Tiraschi, Gelonese in avanti, chiuso ancora Gelonese col petto, riesce a girarsi. Adesso buono è il cambio di gioco, fa correre De Luca, rientra bene De Luca, cross sul secondo palo, la palla è lunga per Teraschi. I tifosi della Pistoiese dovranno rimanere nel loro settore fino a concluso il totale dei tifosi locali. Ripeto, i tifosi della Pistoiese dovranno rimanere nel loro settore fino al concluso dei tifosi locali. Grazie. Al di là naturalmente del risultato, la curva nord dell'Ancona continua a spingere incessantemente per 90 minuti. Adesso il problema per l'Ancona si fa sempre più duro, anche perché davanti non ha un giocatore forte fisicamente, quindi buttare anche i palloni lì per cercare di qualche mischione, non è semplice, perché per caratteristiche sia Cericola che Polenta non sono giocatori forti fisicamente, quindi tutte queste palle possono essere gioco facile per i due difensori dell'Ancona e della Pistoiese. L'Ancona deve cercare di giocare palla a terra, ecco, queste possono essere le soluzioni che possono mettere in difficoltà la Pistoiese. Qui ha lavorato bene la catena di sinistra, Teraschi, Calisto, nuovi entrati, adesso altra palla interessante per Polenta che va giù. Azione da rivedere. Materiale per la Moviola. Ecco, questa può essere un'azione pericolosa adesso. E occhio adesso a Carmud, contropiede possibile per la Pistoiese. Campagna ancora, punta l'avversario, Gerbaudo è al posto giusto, poi va giù Carmud, non c'è nulla, ha finito forse le energie anche lui, che si è speso tanto. Della Latta in scivolata guadagna la rimessa laterale, Maurizi si arrabbia col direttore di gara. Partita importante di Simone Della Latta, arrivato a gennaio dal Grosseto. Rinforzare una squadra già forte, già molto forte, ma sicuramente un acquisto importante che cambia un po' le sorti. Giocatore esperto, giocatore tecnico, giocatore fisico, come avevamo detto all'inizio.
Buona prova anche di Gerbaudo. Adesso Gerbaudo che ha corso tantissimo. Palla verticale ancora per Cericola. Gennari, altra chiusura, buona partita anche per lui. Sì, Gennari buon giocatore forte per la categoria. Gerbaudo, verticale, Cericola, ancora Gennari a aspettare. Gelonese, adesso si apre il campo sulla destra. Buona partita anche di Gelonese. Cross sul primo palo, non ci arriva. Polenta. Giuliani si accartoccia sul pallone, lo vuole tenere più a lungo possibile. Che adesso il cronometro è amico della Pistoiese. Cericola, l'ultimo a mollare, Teraschi. Ancora per Gelonese, palla troppo lunga. Costa Pisani, magna qualche secondo. L'Ancona dovrebbe tentare il tutto per tutto, magari alzare un centrale di difesa tipo Rovinelli in avanti, cercare di buttare qualche palla dentro l'area e magari cercare qualche situazione pericolosa, perché con Gennari e Bertolo è difficile prendere la palla per Cericola e Polenta. Adesso qualche problema lo scarpino per Gerbaudo, che si rialza perché vuole andare a battere anche questa. 86-30. Ancora una cerca la rete per dare un senso a questo finale di gara. Se fa gol adesso la palla è troppo lunga e Giuliani ringrazia. Tanto nel settore ospiti sembra essere iniziata la festa dei tifosi arrivati da Pistoia, che squadra di Lucarelli sente che il traguardo è vicinissimo. Adesso si sente anche il sostegno della squadra arancione. Calisto, entra ancora per Cericola, palla imprecisa, adesso sembra anche non crederci più l'Ancona. Ancona che inizia anche a lasciare il Del Conero. Di là di tutto, chiaramente, Ottavio, rimane il grande percorso di queste due squadre in questa competizione. Assolutamente sì. Sfidate due squadre molto forti. Alla fine... sì, ma l'hanno dimostrato anche oggi di essere due squadre forti. Adesso occhio però ancora Gelonese. Prova un tiro, colpisce bene palla. Vediamo se c'è ancora uno spiraglio. Teraschi. Puntare Costa Pisani, raddoppiato Teraschi, fuori da Gerbaudo. Gerbaudo non riesce a chiudere la conclusione. Sul tiro di Gerbaudo c'è fuori gioco. C'era il giocatore davanti al portiere che ne ostruiva la visuale. Rimane comunque, come detto in apertura, la soddisfazione, ecco, adesso inquadrato anche dalla nostra regia, di aver riportato 7.000 persone a guardare una partita di Coppa Italia. Bonaccorsi è andato a fare la punta. Adesso
anche Bonaccorsi, cercare fortuna in area di rigore. Qui sbaglia tutto Mengucci, c'era però il fuorigioco di Russo. Andiamo a vedere il recupero. Sarà il recupero, penso 5 minuti. Sembra però non crederci più la squadra di Maurizi, che naturalmente se deve recriminarsi qualcosa lo può fare soprattutto per la gara di andata. Assolutamente sì. Bertolo svettare ancora, poi Gerbaudo cercare la seconda palla. Palla brutta. Adesso verticale a cercare la corsa. Oddio. Di Pinzauti, porta vuota Pinzauti! E adesso è davvero finita. Pinzauti segna il gol che vale la coppa per la Pistoiese. Esplode il settore ospiti, 1-0. Errore del portiere Mengucci che sbaglia il rilancio. Bravo Pinzauti a crederci. E adesso è ufficialmente partita la festa dei tifosi arrivati da Pistoia. Sì, peccato per questo errore del portiere, anche se poi diciamo che ormai la partita si era incanalata sullo 0-0. Qui questo gol mette definitivamente a capire se è scivolato Mengucci oppure se voleva andare proprio in scivolata, non so, non è chiaro dall'immagine. Voleva rinviare il pallone, è arrivato col passo lungo, campo bagnato, non è riuscito a impattare bene la palla. 6 minuti di recupero che immagino inizieranno non appena il gioco verrà ripreso, anche se a questo punto sono puramente accademia. Solo per una questione di, diciamo così, di orgoglio, l'Ancona proverà magari a pareggiare questa partita. E adesso Lucarelli prepara un altro cambio, sta entrando anche Accardi e anche Sangaré. Se abbiamo visto bene, chiamato, anzi no, non è Sangaré. Accardi difensore centrale. E Pellegrino, perdono, scusate. Dentro esce Cardi e Pellegrino. E allora Lucarelli si avvicina a vincere la Coppa Italia di categoria. Fuori Carmud, adesso chiaramente si copre inevitabilmente Lucarelli. Pronto anche Pellizzari. Fuori Carmud, dentro Accardi. Passano a 3 in difesa. Ecco, ho segnalato adesso il cambio. Difesa a 3. Fuori Della Latta. A meno che Bertolo non va a fare il terzino sinistro, perché esce anche, anzi esce Tempre. Dentro Pellegrino. no, è come avevamo detto che si mettono a 5 dietro. Curiosità che Lucarelli anche nella squadra 5-3-2 che allenava prima della Pistoiese, cioè il Catania, aveva poi in qualche modo contribuito al successo della squadra siciliana che aveva vinto la Coppa Italia di Lega Pro, non più con Lucarelli in panchina, che era subentrato in quella stagione. Coppa poi vinta con l'allora collaboratore tecnico Michele Zeuli. Dunque secondo successo in Coppa per Lucarelli consecutivo, se così si può dire. Gerbaudo, palla in area di rigore, libera difesa della Pistoiese, ancora Gerbaudo,
Ancora una chiusura della Pistoiese. Curva Nord che continua a incitare l'Ancona, sta comunque disputando una stagione di grande livello. Assolutamente sì, adesso si concentrerà sul campionato. Adesso palla in area di rigore, nube di fumo che ci ostacola non poco. E dunque il livornese Lucarelli porterà un titolo a Pistoia, successo importante. Sì, ha un successo importante che dà anche fiducia per il proseguo del campionato, da stima, da autostima, Pistoiese che sta cercando di riagguantare il Lentigione che è in testa in quel girone. sì, Lotta a 3. lotta a 3, De Senzano se non sbaglio, Lentigione, Pistoiese. E se non mi sbaglio alla ripresa ci sarà proprio lo scontro diretto. Tanto è partita la festa sulla panchina della Pistoiese. Solo Lucarelli rimane ancora le mani in tasca ad attendere il fischio finale. Continua dunque la maledizione Lucarelli per Genore Maurizi. È finita. E adesso è finita ufficialmente. La Pistoiese vince la Coppa Italia di Serie D, batte anche in casa sua l'Ancona e adesso è festa grande per la squadra arancione. Ottavio, successo meritato. Sì, sì, meritato nei 180 minuti, lo ha meritato, però vanno fatti i complimenti anche all'Ancona perché ha disputato una partita tosta, intensa contro una squadra forte, quindi complimenti a tutte e due le squadre e oggi è stata una bella giornata di sport, quindi complimenti alla Pistoiese, a Lucarelli per quello che sta facendo e un grosso in bocca al lupo all'Ancona per il proseguo del campionato perché se la sta giocando alla grande in un girone difficile. Adesso sono proprio a colloquio i due tecnici, vediamo sotto la nostra postazione. Con Ancona che adesso andrà comunque a raccogliere l'applauso della propria gente e invece dall'altra parte è il momento di festeggiare un successo da grande squadra. Assolutamente sì. E allora per il momento è tutto. Io ringrazio Fabio Palladini per Grazie a voi. il commento tecnico qui in postazione. Per la Noi bella serata, grazie. ci trasferiamo sul terreno di gioco per le interviste ai due tecnici e ovviamente per le immagini della premiazione. A tra poco. Grazie a voi, arrivederci.
abbiamo il sale nei capelli, domani abbiamo le profondità, e dopo questo video non mi scialli, aspetto che non si sa, gente che mi va.
Con Gelonese, capitano dell'Ancona. Allora io partirei dall'immagine sotto la curva, stadio pieno nonostante il risultato, gli applausi. Quanto è importante aver riportato questa gente in questo stadio? No, per noi è importantissimo, è quello che abbiamo provato a fare da inizio anno, far rinnamorare questa città dell'Ancona dopo tante vicissitudini non piacevoli che hanno attraversato questi tifosi. E quindi vedere lo stadio pieno, vedere questo entusiasmo, vedere che tutta questa gente è qua per noi, ci sostiene, ci batte le mani nonostante non aver vinto la Coppa, per noi è motivo d'orgoglio. Oggi ci avete provato, anche tu hai avuto delle situazioni importanti, è mancato il guizzo per riaprire le partite e poi cercare il tutto per tutto. Sì, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare quanto creato, in queste partite poi gli episodi fanno la differenza, magari bastava fare un gol per poi riaprirla. Ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto, la dimostrazione è vedere tutto lo stadio che ci batte le mani e dobbiamo essere consapevoli del percorso che abbiamo fatto, sia in Coppa che in campionato, e dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo fare ancora tanto per provare a raggiungere il nostro obiettivo. Obiettivo che tra l'altro è la portata, allora ti richiedo adesso è il momento di resettare ovviamente le energie e ributtarsi sul campionato dove avete ancora la possibilità di essere protagonisti. Sì, assolutamente, prenderemo questi 2 giorni di riposo e poi da martedì, dopo aver ricaricato le pile, saremo concentrati sulla partita di Giulianova, sarà una partita difficilissima. Abbiamo 8 battaglie, pensiamo partita dopo partita, poi vedremo alla fine dove saremo. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Ciao, grazie. Con Lorenzo Pinzauti, match winner oggi di questa partita. Allora, Lorenzo, ti chiedo intanto l'emozione di segnare un gol in una partita così importante, è entrato tra l'altro da pochi minuti. Sì, emozione grande, non poteva essere una cosa migliore, insomma, per me era un periodo che non segnavo, quindi è stata una liberazione, poi una partita così importante, come hai detto te, ancora prende ancora più valore, quindi sono molto contento. Oggi una partita di spessore, giocata in uno stadio importante con tantissimo pubblico. Ti chiedo cosa vi ha detto il mister magari prima di entrare in campo nella gestione anche di quella che era l'atmosfera tutto intorno allo stadio. No, era una partita da prendere con serietà, a parte il risultato dell'andata, ma sapevamo che l'Ancona è una grandissima squadra che poteva ribaltare il vantaggio dell'andata in poco tempo, quindi l'abbiamo affrontata come se fosse una partita secca. Dimenticandoci dell'andata e partendo da 0-0, insomma, quindi penso che l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto bene. E adesso chiaramente la testa torna al campionato dove siete attesi da una partita molto importante che può determinare anche il vostro futuro. Sì, assolutamente, ora godiamoci questa Coppa e poi da martedì ritorneremo a pensare al campionato, una partita alla volta come da sempre, insomma. Grazie e complimenti Lorenzo. Grazie. Allora, queste le parole dei 2 calciatori che abbiamo ascoltato e adesso naturalmente andiamo anche a raccontare quella che è la festa dei giocatori della Pistoiese che, come vedete, stanno facendo chiaramente festa sul terreno di gioco. Non può che essere così, la squadra di Lucarelli ha giocato una partita davvero molto intelligente, accorta nella prima frazione e ha poi sfruttato quello che è stato lo svarione del portiere Mengucci, che era molto sconsolato chiaramente. Abbiamo visto qui vicino a noi, dall'altra parte invece comunque il sostegno e il supporto dei supporter di casa, come sottolineato anche da Gelonese, che ha rimarcato l'importanza di aver riportato all'interno del Conero oltre 7.000 persone. Anche il dato ufficiale di spettatori di 7.135, di cui 685 adesso al centro dei suoi giocatori, come da sua abitudine sta parlando con la squadra, sta restituendo
il feedback di quello che è accaduto oggi, che sicuramente è positivo. E dunque un altro successo importante nella carriera di Lucarelli, allenatore sicuramente abituato anche a palcoscenici superiori. Intanto adesso tra poco, lo dico anche al nostro regista Marco Bella, avremo il direttore Taibi appena arrivato, e allora tutto in diretta naturalmente con il direttore Massimo Taibi. Allora direttore, è arrivata una vittoria al termine di una prestazione di grande spessore, con la consapevolezza di essere una grande squadra. Sì, abbiamo giocato anche contro una grande squadra che è l'Ancona, non era semplice venire qua e cercare di fare la partita come abbiamo fatto noi. Sono stati bravi i giocatori col mister che l'hanno preparata come hanno fatto le ultime partite, sempre cercando di vincere, e questa è la mentalità giusta che ci porterà avanti. E proprio questa è la cosa che abbiamo sottolineato anche in cronaca, cioè il fatto che il Pistoiese sia venuto qui a giocare la sua partita e ha avuto anche, soprattutto nel primo tempo, tante situazioni per sbloccarla e chiudere già la pratica, cosa che poi è riuscita nella ripresa. Sai, se fossimo venuti qua ad Ancona a difendere 2-0 probabilmente avremmo perso, ma questa è la mentalità nostra, la mentalità del mister che ha inculcato, una squadra che ovunque va cerca di fare la partita. Poi è chiaro ci sono anche gli avversari, oggi siamo stati come succede spesso i più bravi ed è giusto che i ragazzi godano questa giornata. E chiaramente questo è un successo che potrà anche dare tanta benzina in vista del rush finale di questo campionato che vi vuole vedere ancora protagonisti. Sì, è sempre un trofeo importante, ci tenevamo noi come tutte le altre squadre, siamo stati più bravi, adesso ci darà forse la forza in più per chiudere al meglio, perché adesso il campionato è ancora aperto, è molto difficile, però noi ci crediamo. Direttore, la ringrazio, complimenti e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Tanto andiamo anche a vedere adesso la squadra che oggi è uscita sconfitta, cioè l'Ancona, che riceve la medaglia del secondo posto. E sicuramente un momento importante anche quello della medaglia del secondo posto. Comunque un percorso importante quello della squadra di casa. Premiare c'è il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, insieme al vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti Cristian Mossino, che consegneranno la coppa a Bertolo. Entrambe le formazioni sono state premiate anche dai consiglieri del Dipartimento Interregionale Pietro Bertapelle, Massimo Caldaroni, Giuseppe Dello Iacono e Sergio Gardellini. Presenti anche il vicepresidente Area Nord LND, nonché numero 1 del Comitato Liguria Giulio Ivaldi, segretario generale della Lega Nazionale Dilettanti e dell'Interregionale Massimo Ciaccolini e Mauro De Angelis. E adesso, a dispetto del freddo che si inizia a sentire qui in campo del Conero, giocatori della Pistoiese che hanno indossato le maglie celebrative stanno per andare a ritirare la medaglia e poi a sollevare nel cielo di Ancona la Coppa Italia nella Serie D. Adesso via via tutti i calciatori stanno prendendo le medaglie, anche da sottolineare la sportività dei giocatori avversari che sono rimasti ad assistere alla premiazione. Un bel gesto questo, davvero da sottolineare da parte dell'Ancona, spesso in un calcio che non può raccontare episodi di correttezza e fair play. Invece in questo caso bel gesto della squadra sconfitta, Ancona che davvero ha fatto il massimo, ma che ha trovato dall'altra parte una squadra molto consapevole dei propri mezzi, in un grande momento di forma e tra le altre cose con un vantaggio di 2 reti
mix davvero complicato da aggirare. Dunque medaglie che vengono consegnate mentre tanto prendono posto i giocatori della Pistoiese sul podio. Adesso si va a comporre il quadro dei giocatori della Pistoiese, che sono tutti pronti e si attende solo il momento in cui si alzerà la coppa. E allora quasi tutto pronto, arriva adesso Bertolo. Tutto pronto, e allora ecco la coppa che dalle mani di Barbiero passa a quelle di Bertolo e decreta la vittoria della Coppa Italia di Serie D da parte della Pistoiese. Eccola qui, la Coppa Italia Serie D vinta dall'Olandesina, successo importante, successo meritato. E allora con queste immagini noi vi ringraziamo per averci seguito, da tutto lo staff della Lega Nazionale Dilettanti, regia di Marco Bella, commento tecnico di Ottavio Palladini, i nostri cameraman ed anche il supporto giornalistico della Lega Nazionale Dilettanti. Vi ringraziamo per averci seguito. Da Giampaolo Pasqualino è tutto. Pistoiese batte Ancona 1-0, rete di Pinzauti. La Pistoiese ha vinto la Coppa Italia Serie D. Grazie a tutti e buonanotte, ciao!